della Mascherpa, sono restati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Ha detto: ma come? Porco Giuda e mondo cane! Il nostro Paolo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che sfruttava per la notte. Ha visto nulla, ma i coupés, la settionier, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che sentiva una ginè. Faceva il palo nella dell'ortiga, faceva il palo perché era il soleste. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, via nella via l'erano quasi vestiti. Lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, perché ci vedeva spesso non come da lì. E lì ancora con un palo nella via, la gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui ci sta aspetto, manda il conto e mette via, ma poi lo conta perché ormai è un buon regalo. Ed è arrabbiato con l'ortiga, perché lui dice: non si fa così ormai. Dice: ma come? A me mi lascia qui fuori? E dopo non chissà quando è che vengo su. E poi continua la porta con sua ricetta lì. Un po' volta, vabbè, ma a fare così non finiamo più. Non peschire proprio Laura e stupire. Io sono Paolo, vengo a barba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola, mi metto il proprio, così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'ortiga, faceva il palo nella soleste, faceva il palo